Eccoci con il dottor Mattia Bettin, gruppo Bettin, vicepresidente giovani imprenditori Confindustria per la provincia di Padova. Buonasera Mattia, come vicepresidente del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Veneto Est e amministratore delegato di 2 aziende, quali strategie ha adottato per promuovere l'innovazione e la formazione all'interno delle 2 realtà imprenditoriali che lei rappresenta e come queste esperienze si rifletteranno nel suo ruolo associativo? Noi in azienda abbiamo iniziato un percorso con un bilancio di sostenibilità, ci stiamo muovendo sulla parte di sostenibilità a tutto campo, in particolare nel campo dell'HR e quindi tutta la parte del personale e soprattutto promuovendo l'etica del lavoro all'interno della nostra azienda. In particolare abbiamo avviato un'academy interna dove abbiamo sviluppato una serie di percorsi per tutto il nostro personale in maniera tale da far crescere i nostri talenti all'interno della nostra azienda. Questo per promuovere sempre di più anche il settore dell'azienda, di far parte della nostra società in maniera tale da sviluppare sempre di più il percorso all'interno del nostro lavoro, e questo ci ha permesso di sviluppare ulteriormente tutta la gestione che stiamo facendo nel campo dell'outsourcing e nella parte del cleaning. Quindi valorizzare i talenti e lavorare molto bene all'interno per tenere questi talenti, se ne è parlato tanto stasera, per coltivare i giovani e per far crescere tutto quello che è questa vitalità dell'industria del Veneto. Grazie dottor Bettin. Grazie a lei.